Buonasera, bentrovati a Corner. Allora continua la nostra avventura nella post-season con il Catania che ieri, ahimè, però ha trovato questa sconfitta un po' inattesa, dal sapore amaro, assolutamente amaro, quasi beffardo contro il Pescara. Parleremo di questo nel corso della nostra puntata di Corner e lo faremo insieme a Davide Mignemi. Buonasera, grazie Davide. Buonasera, buonasera a tutti voi. Grazie per essere di nuovo in studio con noi. Grazie ad Angelo Patanè. Beffarda nella modalità e nei tempi in cui è arrivata. Ci arriviamo. Buonasera. Buonasera. Alessandro, buonasera a te, ci siamo già visti per anteprima. Buonasera a tutti. Adesso vado dall'altra parte dello studio dove c'è la nostra Giulia. Ciao Angelo, buonasera allo studio, buonasera a tutti voi telespettatori. So che avete tante domande, dubbi, perplessità, avete voglia di sfogarvi. Però mandate messaggi brevi al nostro numero 342 771 2855. Fatto bene a chiedere messaggi brevi perché abbiamo già dei messaggi che sono praticamente delle vere trattati di master. Siamo da vicino o quasi. Vado adesso nello studio, quello VIP, con i cugini. Ragazzi, buonasera. Buonasera. Ciao. Avremo noi messaggi più lunghi. No. Con le nostre mail. Evitiamo. Allora. Messaggi dai followers. Sì, ci arriviamo. Fra poco però cominceremo la nostra discussione. Prima però vediamo insieme la copertina che ha realizzato il nostro Ottavio Longo. Buonasera a Luca Di Gregorio. Buonasera a tutti. E allora è il primo turno della fase nazionale, il terzo step per il Catania e il secondo che invece è chiamato a giocare il Pescara. È una partita che si gioca nell'ottica dei 180 minuti, però è una Catania che oggi deve imporre la legge dello stadio Angelo Massimino. E adesso la partita proprio in questo istante è iniziata, mentre il Catania si prepara con un abbordato offensivo, limite dell'area di rigore, sopra il pallone che si perde con Nemez alto sulla traversa. Limite dell'area di rigore, errore da parte dei giocatori della Pescara. Jimenez la strozza male, la gira fuori. Pallone che spiove dalle parti di Roberto Inglese, si gira Roberto Inglese, limite dell'area di rigore, poi il rimpallo per Jimenez, stoppa la parata di Pizzari. Stoppa la rincorsa col destro, il pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, Roberto Inglese col calcio di sinistro, palla alta sulla traversa, scambio per Accelli, largo a destra, la possibilità per il Catania con la parata e poi incredibile perché la respinta di Plizzarri, e dopo che il Tacchio aveva messo un pallone quasi in fondo al sacco, prova ad avanzare a questo punto il Pescara, lo fa ancora una volta cercando di forzare il gioco largo a sinistra con Ferraris. All'interno dell'area di rigore c'è il gol del Pescara, il gol realizzato con Merola che mette un pallonetto alle spalle di Dini, pallone che perdiamo colpevolmente all'interno della nostra tre quarti, concediamo quindi la ripartenza anche a Merola che a quel punto ha puntato l'area di rigore della formazione rossazzurra. L'arbitro dice che la partita è finita. Zanotti di Rimini
congeda i 20.000 spettatori dello stadio Angelo Massimino, con il Catania sotto di una rete a 0 contro il Pescara. Nell'ottica della partita di ritorno dovremmo fare a meno di Gherardi e di Suraro. Il Pescara dovrà fare a meno di Brosco, anche lui con una cartellino giallo pesante, rimediato oggi allo stadio Angelo Massimino. Diffidato anche il tecnico Domenico Toscano, ma il Catania dovrà segnare almeno 2 gol. Allora, abbiamo chiuso proprio con questo coro della curva nord, incita la squadra, bisogna crederci, così dicono i tifosi, credere insieme, tutti insieme a questa domani alle 16 seduta di rifinitura al Massino a porte aperte, ingresso consentito in tribuna A, quindi chi vuole dare un saluto alla squadra prima della partenza, che sarà mercoledì mattina con un volo charter per Pescara, chiaramente invitato a farlo. Quindi trasferimento praticamente in giornata, si arriva quasi alle 11, un volo charter che porterà la squadra da Catania a Pescara. Poche ore prima della partita il Catania si trasferisce direttamente a Pescara. Vado da Davide Migniemi e cerchiamo di capire, perché questo è un momento difficile della stagione, cruciale ma difficile, come si amministra, come si può chiaramente chiedere concentrazione ad un gruppo che probabilmente ci credeva fino al gol di Merola e che adesso forse può avere qualche momento di come dire, criticità e insomma, di scoramento. Ma quando si giocano queste partite sono determinanti gli episodi, magari qualche altra volta è andata bene al Catania, questa volta è andata meno bene, però sono delle partite che si giocano sui 180 minuti, quindi è andato male il primo round, ma credo che comunque il Catania abbia tutte le possibilità, e lo ha dimostrato nella partita di ieri, di potersela giocare fino alla fine. Io ho visto la partita, ho visto un grande primo tempo del Catania, credo che siano arrivate anche delle occasioni abbastanza importanti. È normale poi che nel secondo tempo una squadra di qualità altrettanto importante come il Pescara sia venuta fuori, e poi è arrivato quasi al 90° l'episodio che poi ha generato la vittoria del Pescara, però credo che sia ancora tutto in bilico e sono convinto che il Catania abbia tutte le carte in regola per poter dire la sua e passare il turno. Allora, chi ha visto la partita sul campo siete voi due, stiamo dicendo siete voi due. Con Alessandro abbiamo già affrontato, diciamo, il tema nel corso di anteprima, perché abbiamo parlato di 2 Catania, esattamente, proprio questo, volevo arrivare a questo. C'è stato un Catania nel primo e un Catania nel secondo tempo. Quali sono state? Se è un fatto fisiologico o se è un fatto anche tecnico di scelte che si sono intervallate tra i 2 tempi? Qual è la tua analisi? Che il Catania nel primo tempo era un Catania che stava in campo benissimo, il Catania nel secondo tempo con altri interpreti non lo è stato in quel modo, e poi all'ultima chiamata, quei 5 minuti di straordinaria follia, il Catania purtroppo si è fatto trovare impreparato per una decisione che io onestamente non ho capito, il cambio di Celli con Montalto. Questa è, diciamo, la sintesi del pensiero di Alessandro. Vorrei sentire adesso anche te, Angelo. Pescara faceva paura perché c'è stato detto, ed è così, raccontano i numeri e le statistiche, che era la squadra che segnava di più sui calci piazzati e sui calci d'angolo. La preparazione della partita è stata una preparazione impeccabile sotto questo punto di vista. Il Pescara è venuto a Catania a fare quello che il Catania è andato a fare tante altre volte in trasferta, nelle volte in cui la formazione rossazzurra è uscita dal campo vittoriosa. Le ultime 4-5 trasferte al Catania ci raccontano praticamente una specie di Pescara in maglia rossazzurra. Pescara è stato lì, primi 45 minuti gestiti dal Catania, il Pescara è rimasto ad aspettare, a cercare di comprendere quale fosse il momento migliore per andare ad affondare il colpo. E così come al Catania era capitato tante volte che i cambi sortissero l'effetto sperato, portando in dote quello che poi è stato il quinto posto che ha condotto la formazione rossazzurra. Mi ricorda tanto la partita di ieri, un po' l'ultima di campionato giocata dal Catania proprio a Potenza,
l'attesa e poi il colpo di grazia. Però Angelo, posso interromperti, Sì. perdonami. Il cambio dal Monte Jimenez lo posso capire. La sostituzione di Quaini, che a mio avviso in quel momento era il migliore in campo assieme a Di Tac, io francamente non l'ho capita, e né è stata dettata da problemi fisici, perché Quaini sta bene e giocherà regolarmente mercoledì. Quindi sinceramente è quello il punto dove muovo, diciamo, Allora, delle perplessità. Alessandro, Toscano aveva parlato che non avrebbe Dal fatto Monte un turnover. Jimenez ci può stare, Non avrebbe fatto sostituzione. forse non all'intervallo, magari dopo un quarto d'ora Jimenez dal Monte per Jimenez, ma il cambio di Sturaro io non l'ho capito. Toscano Il aveva cambio di Quaini. con Sturaro. Toscano ci aveva detto che non avrebbe fatto turnover, che era lontano dalle sue idee, e però doveva anche gestire una questione disciplinare. Sto cercando di dare un attenuante, sto cercando di dare un'impronta che abbia Ma che qualcosa, Sturaro non era diffidato? qualcosa di E logico. che cosa cambiava? Non cambiava nulla. Quaini diffidato, Sturaro squalificato, Quaini ce l'hai, però ti serviva Ti in ricordo quel che però momento. tra il primo e il secondo tempo bisogna capire cosa è accaduto sulla gestione dei cartellini, perché c'è stato un momento in cui il direttore di gara gli è parso sfuggire un po' Te lo quello posso che era. dire io cosa è Sì, successo? Che il signor Zanotti Sì, si è portato mentalmente nel secondo tempo un errore che aveva commesso nel primo tempo. Lo Cioè, la possiamo mancata fare, lo ammonizione possiamo di fare Quaini. vedere? facciamola vedere. La mancata ammonizione di Quaini. fermi- Di Quaini Facciamo- o Jimenez? Di Quaini. Allora no, noi abbiamo Jimenez. C'era un'ammonizione Su Quaini e per un'altra Quaini, per Quaini, che e lui una- non ha sanzionato. Allora, si è portato questo tu dici che errore, questo errore, nel secondo tempo, oppure- tant'è che in 7 minuti del secondo tempo ammonisce 3 giocatori sai del cos'è? Catania di fila, Sai cos'è Ierardi, accaduto? Celli e Adesso Sturaro. ci arriviamo, Allora. però vorrei farvi Che è vedere. discrepante con la gestione del primo tempo. Doveva ammonito D'Agasso, ma lo doveva ammonire per forza perché ha Sì. strattonato Stoppa e se ne stava andando. Nel secondo tempo, in 7 minuti, ammonisce 3 Guarda, giocatori adesso del vediamo Catania. l'ammonizione di Jimenez che probabilmente Successiva. esemplifica, guarda, perché là c'è un errore. È il momento in cui, guarda, Questo è il fallo di mano, era da questo ammonizione, era sono d'accordo con te. da ammonizione, forse condizionato da questo errore l'arbitro. No, E uno su i Quaini. bene informati mi dicono che il fallo È precedente. che diciamo diventa condizionante nel secondo tempo è un fallo di Quaini che non è stato sanzionato con l'ammonizione. Allora, diventa? così l'arbitro non sbaglia una volta, non sbaglia 2 volte, Certo. ma sbaglia 4 volte, Angelo, forse anche cosa di più. diventa condizionante? Che in tribuna stampa ieri c'era un osservatore degli arbitri Luca importante. Ma ci sono in tutte le partite gli osservatori degli arbitri. C'era il ragazzi. capo del VAR della Serie C. Oggi evidentemente non posso concludere, cioè, un argomento, perché Sì, hai ragione, però Luca Alessandro, Banti a me ricorda cose. anche a me No, però Angelo, fammelo dire, sono incacchiato nero. Cioè, sei ma sono incacchiato nero. Stiamo cercando di fornire a chi ci ascolta anche dei retroscena che magari non conoscono. Noi avevamo la postazione proprio dietro quella di Luca Banti di Livorno, che era il secondo nella graduatoria o comunque nella gota arbitrale italiano, che tra il primo e il secondo tempo si mette in contatto evidentemente con qualcuno, noi riteniamo, possiamo immaginare col VAR, o con qualcuno che evidentemente si interfacciava con Banti, che da un certo momento in poi, cioè dal fallo non sanzionato su Quaini col cartellino giallo e sul fallo poi non sanzionato su Jimenez, annotandolo con un evidenziatore rosso nel PC che stava utilizzando per la disamina dell'operato dell'arbitro, a quel punto nel secondo 45 minuti il ritorno in campo del direttore di gara condiziona in maniera forte la gestione dei cartellini. Arrivano quei 3 cartellini che sono tutti il frutto dell'operato di Banti, che non è contento invece della direzione del direttore Ci sono di gara. stati 2 Catania e 2 arbitri. E allora, un arbitro seguimi- nel primo tempo e un arbitro nel secondo Seguimi, tempo. Alessandro. Sto volendo dare un attenuante all'operato di Toscano, perché altrimenti anche a me pare inimmaginabile la circostanza che abbia scelto di togliere dal campo il migliore del centrocampo, che in quel momento insieme a Di Tacchio stavano contenendo, riproponendo la fase cruciale del match lì in mezzo al campo del Catania, proprio con la paura che
al ritorno in campo il fallo di Quaini non precedentemente sanzionato avrebbe indotto il direttore di gara al primo tocco ad estrarre il cartellino giallo proprio nei confronti di Quaini. Dovendo rischiare uno dei due, a quel punto ha pensato bene o male, insomma, poi la storia racconterà diversamente. Angelo, perdoni. Sturaro, che contributo ha dato concretamente? Al di là dell'ammonizione che sicuramente ha potuto influire e lo ha condizionato, però è andato un po' al giro del campo senza trovare, mettendo in difficoltà Di Tacchio. Il rendimento di Di Tacchio necessariamente si è abbassato perché non aveva più riferimento di Quaini. Posso chiedere di rinviare questa discussione, questa riflessione? Devo andare necessariamente in pubblicità, Angelo? La penso come Alessandro. Bravo. Allora, sto cercando riprendiamo Patanè, riprendiamo da qui. Riprendiamo da motivazioni diverse. Aspetta Giulia, perché se no non lo fermiamo più, ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità, dobbiamo andare anche dai cugini, restate con noi a Corner. Rieccoci in studio, torniamo come promesso da Giulia e ripartiamo da lì. Buonasera a tutti, inutile cercare scuse, ma secondo me il Pescara era ben messo in campo, facendoci giocare poco, ma la ciliegina sulla torta solo l'ha messa il nostro mister con le sostituzioni. Buonasera domanda a Vaglia Cindy, secondo lei non abbiamo preso un gol a palla aperta con difesa schierata? Una sua opinione, non sono un estimatore di Toscano, ma comunque ci credo. Sì, la considerazione si sposa alla analisi che abbiamo fatto poc'anzi, cioè era una difesa in quel momento inedita perché era stato modificato l'assetto con la sostituzione di Celli per Montalto e con l'arretramento sulla linea dei difensori nella difesa a 4 di Guglielmotti e di Anastasio, e il gol è arrivato proprio in quella zona del campo. Sottolineatura, Alessandro, si prende Toscano l'ammonizione proprio perché si rende conto a un certo punto di avere forse commesso un errore di presunzione, un errore di valutazione. Ma io penso che una persona così intelligente come Toscano a mente serena avrà anche riconsiderato. Posso aggiungere quella che secondo scelta. me invece la riconsiderazione della scelta l'ha fatta immediatamente sul campo, perché ti ricordo che si va a prendere un cartellino giallo Toscano proprio perché nella prima azione successiva alla sostituzione che aveva rivoluzionato in maniera inedita non soltanto il fronte difensivo, con un Guglielmotti che ancora ovviamente stenta ad avere il ritmo partita e con l'arretramento poi di Anastasio nella linea di difensore a 4, ma proprio perché si rende conto probabilmente dell'errore che ha commesso, Toscano esce fuori dall'area tecnica e percorre 15 metri, 20 metri qui fino ad arrivare a ridosso del primo collaboratore del direttore di gara, quindi col primo guardalinee. A quel punto arriva immediata l'ammonizione perché Toscano si rende conto e chiede a tutta quanta la squadra di ricollocarsi in una situazione che probabilmente la squadra non si aspettava. Ancora non era pronta per fare questo cambio, Davide, può capitare. Ma guarda, io ho ascoltato volentieri quello che avete detto, però voglio dissentire su alcune cose. Io non credo che il Pescara sia venuto a Catania aspettando il Catania, bensì credo che il Catania nella prima parte della gara abbia sciorinato un primo tempo importante dove ha messo alle corde il Pescara e lo ha dimostrato per tutto il primo tempo. Non credo che Toscano sia l'ultimo degli arrivati, secondo me uno dei tecnici più preparati della categoria, una garanzia per il Catania. Credo che in quest'anno a Catania tante cose sono andate bene anche attraverso il suo lavoro. Poi capita a tutti di sbagliare, chiaramente col senno del poi è normale che poi si può dire la qualunque, come è giusto sottolineare che tante volte i cambi hanno portato benefici al Catania. Vero, l'abbiamo sempre apprezzato. Questo è sicuro. Io invece ero allo stadio, sottolineare il fatto
che più dei demeriti che possono esserci del Catania, il fatto è che comunque il Pescara ha iniziato il secondo tempo cambiando una mezzala che è Balzania, che ha delle caratteristiche particolari più da contenimento, con un calciatore che è Meazzi, che ha una qualità eccelsa, un calciatore che comunque nasce da esterno d'attacco barra trequartista e che Baldini schiera da mezzala. Chiaramente la posizione di Meazzi un po' ha creato dei fastidi al Catania, quindi più che accentuare i demeriti del Catania magari ci può essere qualche merito del Pescara, fermo restando che poi, parliamoci chiaro, io anche nella supremazia territoriale del Pescara non ho visto grandi occasioni. No, è per questo siamo incacchiati. Se c'è stata una squadra che comunque ha costruito gioco e ha avuto occasioni sia nel primo ma anche nel secondo tempo, con il calcio piazzato dove Inglese non è arrivato bene, o nell'occasione di Ditacchio, il Catania è stato sicuramente più pericoloso. Quindi ora vediamo la partita analizzandola attraverso il risultato, però se questa partita ieri avesse avuto un risultato differente non credo che nessuno poteva obiettare cosa. Alla fine ai punti non credo che il Pescara abbia dimostrato chissà quale supremazia, è una buona squadra, lo ha dimostrato, però diciamo le cose come stanno. Il Pescara ha anche perso in casa delle partite in campionato, non è una squadra imbattibile, e ieri il Catania ha dimostrato di potersela giocare. Così come il Catania. Non è un inedito il fatto che il Catania abbia consegnato i 3 punti agli avversari allo Stadio Massimino. In questo ti do ragione, nella misura in cui paghiamo comunque una circostanza che è un fatto indefettibile, cioè, non possiamo dimenticarlo. Il Catania dipende quasi esclusivamente dai gol di Roberto Inglese. Se abbiamo detto che era stato bravo il Catania a contenere quel tridente offensivo che insieme fanno decine di gol per ogni giocatore che schiera in campo Baldini, dall'altro a Baldini è 27 gol. A Baldini è bastato invece contenere Roberto Inglese, andare a farlo francabollare dall'inizio della partita, il raddoppio di marcatura previsto quasi sempre proprio su Roberto Inglese, e questo è uno dei profili che a gennaio il Catania non ha risolto, perché non è stato consegnato al... Vabbè, ma ormai parlare di gennaio... No. Stiamo ragionando, stiamo ragionando. Dobbiamo pensare a giugno adesso, quello che succede a giugno. Stiamo ragionando in una lettura che insomma, non mi allarmerebbe così tanto se la partita di ieri fosse il primo insuccesso del Catania tra le mura. Sapevamo comunque che il Catania è vulnerabile in casa, ma sappiamo pure che il Catania fuori casa è in grado di fare gol e far male. Per non scatenare altre soltanto messaggi, poi dopo facciamo le riflessioni. Un messaggio Jack 51, leggo questo perché la voce un po' di tutti i catanesi in questo momento è quello che appunto si stanno chiedendo. Il Catania non ha segnato un gol al Pescara, come si fa ad essere ottimisti mercoledì visto che ne deve fare 2 in più? Diciamo che anche questa è una domanda. Perché il Catania ci ha dimostrato, e Toscano ha dimostrato, che il Catania trova una comfort zone migliore in trasferta rispetto che nelle partite in casa. Lo dimostra il cammino del Catania, le ultime 5-4 trasferte raccontano questo tipo di episodicità nella gestione di Toscano, e io sono convinto che non partiamo battuti, partiamo con un gol da dover recuperare, e se il Catania dovesse nell'arco del primo quarto d'ora, 20 minuti, da recuperare sono 2 in ogni caso, anche se ne recuperi perché con l'1-0 non vai da nessuna parte. Un gol da recuperare per mettere paura al Pescara. Se nell'arco dei primi 10-15 minuti, 20 minuti della partita riesce a recuperare quel possiamo consegnare in grafica questa considerazione sulla l'ipotesi con cui il Catania può passare il turno. Stravolgo leggermente l'ordine di emissione delle grafiche, abbiamo concordato con la regia. Come fa il Catania a superare il turno? C'è una sola scritta, grafica, così anche per chi, voglio dire, magari è meno avvezzo di il nostro Fabrizio Rizzo in regia, eccola, non è questa, è la successiva a questa, la prossima. Fare 2 gol, basta, e non subirne. Catania deve vincere. No, guarda, allora ci fermiamo.
Fermiamoci un attimo, dopo le vediamo le grafiche. Il Catania si qualifica se è quello che dobbiamo mandare in onda, dopodiché possiamo discutere di altro. Fra poco la vediamo questa grafica, adesso vorrei andare dai cugini perché avevo detto che avremmo sentito anche la loro voce e sentiamo uno, massimo due quotidiani con i titoli. Soprattutto che se... Allora, adesso andiamo veramente dai Hanno cugini. censurati, chi hai capito? Vabbè, non ci hanno censurati. Ci hanno censurato. Abbiamo parlato di gossip. Esatto, Esattamente, parlavamo non di si fanno gossip, queste cose. esatto. Andiamo dai cugini. Boss, se non adesso ci ascoltare bastava dirlo, non c'è bisogno di mandare la pubblicità. Riprendiamo noi la situazione in mano perché abbiamo... Sì, così. Ecco, esatto, bravi Perché ragazzi. abbiamo il chianghiere dello sport che titola... Ritorno, sta casa aspetta a te. Sceneggiata d'autore al Massimino, Merola corteggiato ma poi tradito in estate da un elegante zappatore, torna a farsi giustizia con un pallonetto teatrale che scrive il suo colpo di scena. Tra lacrime sugli spalti e una vendetta drammatica nel finale. Quindi questo è più o meno quello che è successo. Toscano analizza Con la la colonna gara. musicale, ho visto c'è la colonna sonora. Abbiamo anche gli effetti audio. Meno male, siete organizzati. Non ci pensiamo noi. Meno male. Toscano analizza la gara con gli abruzzesi. Per la prestazione che abbiamo fatto c'è rammarico. Il cambio Celli Montalto purtroppo era il mio ultimo cambio a disposizione. Avrei voluto anche inserire De Rose per Di Gennaro, Ci stava. Allegretto per Stoppa, Utile. di nuovo Inglese ma sulla fascia per Guglielmotti e Beders per Di Tacchi. Tutti i cambi logici, Sì, insomma. ma ieri così era un po'. Era ispirato. Allenatore del Pescara Baldini. Al Massimino abbiamo visto il solito Pescara del giro d'andata, facendo le cose in un certo modo e anche con un pizzico di fortuna. D'altronde calcio e culo è un binomio a me molto caro. effettivamente. Di Carlo ne sa qualcosa. Ragazzi, Di ragazzi. Carlo. Se non è quello è fallo, meglio che è quello. Allora, direzione di gara teatrale. Secondo l'Istituto di Calcio e Statistica di Serie C, il peso specifico del Catania in Lega è pari a quello del Caldiero Terme. Là siamo. Dopo la gara di ieri, gli etnei sono stati scavalcati anche dalla Pergolettese. Abbiamo fatto anche là il ranking. Sì, c'è il ranking pure lì. Andiamo al resto del librino. Andiamo al resto del librino che intitola 6-7 colonne. Avanti, Emareri avanti. Tanta confusione si indappa a Copescara. In casa passo fasso e mbere in mezzo da fossa. L'equilibrio della gara viene interrotto dalla voglia di sdivagare in attacco e grazie al gol di un giocatore che non è stato nostro, Pamurito Sgavito. Ora al ritorno Ovigliolo. Le interviste post gara. Matteo Stoppa, il mio contributo in zona gol? Devo migliorare i passaggi per Inglese. Nicola Dalmonte, il mio contributo in zona gol, devo migliorare nei passaggi per Inglese, non solo di testa. Gino De Paoli, il mio contributo in zona gol devo migliorare nel pregare per Inglese. Adriano Montalto, il mio contributo in zona gol, devo migliorare a capire il lato giusto della porta avversaria. Ognuno deve migliorare per la gara col Pescara. In edicola col resto del librino. Il regalo il sale del comandante, un esoterico prodotto firmato Vanna Marchi, da sbriziare con veemenza ai tannuschighi assordanti. D'accordo? Esattamente. Chiusa, il direttore Pittera Come chiudiamo. possono aggiunnare delle sostituzioni del genere. Troppo sì, ne stanno sviscerando qui. Posso, noi daremo la linea a lei se, Sì. se lei... Noi tutti, e non solo io, vi ringraziamo per questa linea che ci ridate. Anche voi ve lo chiedete come Aghionnano delle sostituzioni del genere? Quello ce lo siamo già chiesti. Allora, adesso Alessandro cominciamo a vedere, ne abbiamo visto uno di episodi da Moviola, cerchiamo di andare anche abbastanza rapidamente perché il tempo È tiranno. è tirannissimo, però arriveremo a un certo punto che su questa Moviola ci fermeremo e chiacchiereremo parecchio, discuteremo tanto di quello che vi faremo vedere. Intanto l'ammonizione ad Agasso che ci stava. Nettissima. Primo episodio, lo vediamo subito. È l'episodio numero 1. Nel contributo della regia, Stoppa se ne va, D'Agasso, insomma, Mi pare, chiaro. fa un intervento che non può che essere cartellino Rugbistico. giallo. Beh. Sì. E questa credo sia stata l'unica ammonizione del primo tempo, se non ricordo male. Sì, se non ricordi ricordo bene, male. ricordi Poi bene. nel secondo tempo c'è stato Sì. E Andiamo, diciamo, i fuochi d'artificio. andiamo all'episodio numero 2. Sì. Perché ci sono da fare tante considerazioni. Guardate, questo disimpegno del Pescara, che può costar caro, perché Jimenez entra in aria. Guardate il movimento di Inglese. Anziché tirare in diagonale, Jimenez, a mio avviso, doveva semplicemente alzare lo sguardo e
mettere Inglese davanti alla porta spalancato. Alessandro si è fatto ingolosire Jimenez, ovviamente è per ora sotto Lo possiamo rivedere ancora, sotto i se è riflettori, ha possibile. sbagliato 2 volte, la prima nel tirare fuori. Guarda il movimento inglese, perfetto. Ma quello che la Moviola non ci consegna, Alessandro, è lo sguardo di Inglese rivolto a Jimenez durante Guarda il movimento inglese. la fase finale di questa azione. Inglese divora con lo sguardo Jimenez, come per dire è assolutamente elementare andare a darmi una palla sulla corsa, entrava in porta con tutto il pallone e lì probabilmente Inglese fulmina Jimenez sperando che magari qualcosa poi... Si è innamorato del pallone. Vediamo il prossimo episodio, dai, quello di Stoppa. Questa però è più grave di Jimenez. No, guarda, il fallo di mano è ancora più Lo stiamo grave. rivedendo ancora. Davide, cosa Sono scelte, Ale, sono scelte. Ma non ha uno specchio di porta troppo ristretto Jimenez per sperare di fare gol da lì? Sì, ma lui non alza la testa Ecco, quello per è il Inglese, problema, infatti. non alza la testa e quando Inglese vede fa il passare. movimento lui lo vede da dietro, vede specchio della porta e cerca di incrociarla sul palo lontano. La respinta del portiere avrebbe consentito a Inglese probabilmente di andare ribattuta in rete. Facile, ma quando, facile. quando le cose Vediamo Stop, devono dai, andare vediamo il lontano, tiro al volo di Stop. Il prossimo episodio. numero 3. Arriva. È una Eccolo qui. situazione in cui Inglese difende benissimo il pallone, c'è una carambola e favorisce Jimenez, tocco a seguire per Stoppa, controllo e conclusione al volo. Secondo me più di questo non poteva fare Stoppa qui. Tra difficile. l'altro di sinistro anche, quindi ha fatto il massimo, insomma, non gli si può rimproverare alcunché. Il prossimo. Andiamo, sì, rivediamo per l'ultima volta questo episodio. Ecco, siamo Ecco, questo è l'episodio numero 4, è il fallo di mano di Jimenez. No, che avevamo... no, già l'abbiamo visto, quello è l'episodio numero 0, qui siamo ok. al prossimo Che episodio. è il c'è un cross inglese per il colpo di testa di Di Tacchio, lavora Esatto. bene il pallone inglese, aspetta l'arrivo di Di Tacchio, che riesce a sovrastare il marcatore in stacco, però non trova lo specchio, insomma, anche qui secondo me ha fatto il massimo di Tacchio. Allora, qui mi pare che insomma, da quella posizione, per come era messa la palla, per come arrivava, sarebbe stato davvero complicato poter colpire meglio, però sempre tutto, magari una Certo deviazione. è che con i sé non si cambia Assolutamente no. l'esito della partita, però tutto quello che stiamo vedendo dimostra come nei primi 45 minuti l'impostazione del Catania in campo era l'impostazione giusta, come la preparazione della partita era stata fatta bene, come per errori e per fatalità il Catania era andato in vantaggio. Era un pareggio che Catania riempiva benissimo tutto il campo. Il nel primo Catania tempo. era aggressivo, il Catania era Corto. Con le misure giuste, il Catania era sempre in superiorità numerica nel centrocampo del Pescara. Il primo tempo credo che sia stato un primo tempo perfetto, come del resto erano state le 2 precedenti partite interpretate bene. Stava facendo una gran bella partita, ripeto, io capisco il disfattismo nostro, dell'indole nostra catanese, però se ci stacchiamo un attimo e analizziamo la partita di ieri, solo il risultato non è andato bene. Poi la prestazione c'è stata, credo che comunque sia stata apprezzata anche dal pubblico, per questo devo dire, credo che comunque ci siano tutte le carte in regola per poterla ribaltare la situazione. Ma io ne sono assolutamente convinto. Anche perché il Catania, oltre ad avere un tecnico importante che sa come gestire queste situazioni, oltre ad avere una società dove all'interno ci sono dei dirigenti molto bravi e anche dei calciatori che sono abituati a gestire anche determinate competizioni, e quindi credo che comunque ci siano tutti gli ingredienti giusti per fare una grande partita
allo stato Adriatico, e anche se si prevede un pubblico importante, io non credo che comunque i calciatori del Catania arrossiscano davanti a una cornice di pubblico così importante. L'hanno fatta, sanno come si affrontano queste partite e sanno soprattutto come si possono ribaltare determinate occasioni. Da quello che stiamo vedendo, dalle occasioni fatte, io obiettivamente non ricordo un'occasione del non ce ne sono Pescara. state. Ad eccezione del gol, no. Ad eccezione del gol. Allora, adesso vediamo lo show del direttore di gara nei primi minuti, che Sì. cosa succede. Siamo Inizio nel secondo tempo, subito. in Però vi 7 abbiamo minuti. spiegato, Abbiamo spiegato, per quale d'accordo. motivo Angelo. arriva questo show. Lo show Angelo, l'abbiamo già detto. Lo sappiamo, chi c'è arriva stato, davanti è di c'è Livorno. stato un intervento, non c'è stato. C'è non lo stato. sappiamo. C'è No, stato. c'è Ma noi non stato. lo sappiamo perché non abbiamo assistito alla chiacchierata. Noi abbiamo assistito al computer Esatto. di... Ma il Noi- computer dice una cosa, che poi se c'è era stato sotto il l'intervento, nostro- la telefonata, Allora- non lo sappiamo. Non No, lo sappiamo scusate. perché non eravamo presenti, mi sono Angelo. spiegato. Allora è Era- cambiato l'arbitro, Facciamo. dal primo al No, secondo tempo ragazzi, c'è però stato... voglio dire, il signor Banti Allora, no, si è perdonami, segnato sul suo personale. non puoi. Ma allora c'erano due arbitri No, ieri, Angelo. uno nel primo tempo e Alessandro, uno nel secondo Alessandro, tempo. Angelo, ascolta. Quando ho te lo sentito dico la io. telefonata, Scusa, scusa, C'è un Emiliano, arbitro dove nel stavo? primo tempo ha Ma fatto... l'arbitro, ha secondo fatto- voi, durante l'intervallo Scusa, prende Angelo, il telefono, nel si primo mette a te- parlare no, con no, Banti? no. Ci posso credere. Mi Atteniamoci alla sembra difficile. Angelo, atteniamoci alla Una cosa partita. di questo genere, Nel primo dai. tempo l'arbitro ha adottato un metro, faceva giocare, D'accordissimo. ha fischiato pochissimo. Secondo tempo ha spezzettato il gioco all'infinito. E va bene, adesso Angelo, ma non può essere la possiamo stessa non persona. dire quello che è accaduto, non eravamo presenti. Sono d'accordo che Non Banti ha abbiamo preso la- degli appunti, ma non gliel'ha dati esattamente no, nell'intervallo. ascoltami, Cioè, nell'intervallo Non gli ha Banti mandato un WhatsApp, ha non gli ha mandato un telefonato, messaggio. Una conversazione durata oltre 10 minuti, non sappiamo se con la moglie, con la cugina, con la fratello, Angelo, non lo sappiamo. penso che il direttore Però- di gara durante l'intervallo sia stato al telefono. Però- Poi possiamo dire tutto e il contrario di tutto. Però questa vediamo che cosa è conversazione che è successo. stata- Angelo e questo- Banti era seduto alla stessa distanza in Ma cui lo- io e te adesso siamo Capisco, qui in studio. bene, ma Ok, questa capisco era la tutto, distanza va tra bene, Banti e noi. va quindi- benissimo, Cioè, però non che abbiamo ti la posso certezza dire? matematica che questa Non abbiamo telefonata la- sia intercorsa tra No. Banti e il direttore di gara. No, ma benissimo. neanche con Ma il Banti computer al bar. parlava, però. Il computer parlava perché ha preso degli appunti Ma che poi viene neanche- messo ma nella sua neanche relazione tra Banti per e il VAR, giudicare l'arbitro. o tra Banti Ragazzi, e il la tempo se ne cugina. sta andando, Ok, le ok. chiacchiere contano poco, Ok, la allora, sostanza andiamo a qual vedere è? le La ammonizioni. sostanza è vedere le Che immagini cambia l'arbitro. e cerchiamo di Episodio vedere numero cosa è 5, successo. ammonizione gara. di Gherardi. Qua siamo al secondo minuto della ripresa. C'è questo intervento di Gherardi su Ferraris, mi pare, o Gherardi- su Bentivegna. E Gherardi dice: è il primo che faccio. Glielo fallo dove ci può stare, può il stare, anche. cartellino giallo. Gherardi Ci può dice: stare. è il primo che faccio. Permettetemi che è stato speso malissimo questo cartellino in una zona del campo che non era pericolosa e anche inutile. Fatemi questo pensiero personale. Adesso vediamo il prossimo cartellino Ci sta giallo. però il giallo, diciamolo per onestà. Come ci stava il giallo per un giocatore del Pescara a fine primo tempo sotto la tribuna B, un intervento su Stoppa che lo aveva Che noi non abbiamo superato, qui e quindi non possiamo. buttato fuori dal campo, lì era punizione e cartellino, l'arbitro non ha dato neanche la punizione. Era Vediamo un po' sull'onda lunga degli errori commessi prima. cosa succede Ammonizione adesso. per Celli. Arriva, Proprio siamo al settimo minuto, questo intervento di Celli su Merola e anche questo onestamente E cartellino. ci può stare. È in ritardo. Ci può È stare. in ritardo. Cartellino. Non ci sono dubbi. Sì. Allora, diciamo che fino a qui ha Però applicato il a termini di regolamento. giusto, corretto, Ok. corretto. Telefonata, non telefonata, ha Esatto, applicato. questo. Andiamo un minuto dopo questa Un minuto ammonizione, c'è un'azione sulla destra del Pescara con questo inserimento proprio di Meazzi, il nuovo entrato, e Sturaro che lo tallona, lo cintura e lo mette a E terra. permettetemi che qui è stato molto ingenuo Sturaro perché là chiaramente ostacola il giocatore che stava andando verso Però- la Però tante situazioni di queste nel primo tempo, magari non esattamente lasciato come correre ha di lasciato più. correre. Sì, sì. Allora, abbiamo visto cosa è successo, però Allora, mi pare di poter dire sui che tre- a termini di regolamento l'arbitro non è andato fuori. Sui primi fuori le due linee. È gialli. andato fuori dal suo metro di Di valutazione del primo valutazione. tempo. Esattamente. Completamente. Ok. Allora, possiamo vedere ancora un paio di episodi perché Sì, poi arriviamo al clou. al momento clou e lo lasciamo dopo Ok. il momento clou. Arriviamoci. Andiamo intanto. all'episodio numero 8 e inglese su questa posizione di Stoppa
che a mio avviso poteva andare di testa, non so se siete d'accordo. Alessandro, ho rivisto le immagini, Inglese parte arretrato proprio per evitare di cadere nella trappola del Però fuorigioco. la vede la palla, La vede. Cioè, la segue, la vede, ma si può preparare per il colpo di testa. Ma a quel punto doveva stare, secondo me, mezzo metro avanti per poter decidere ed di ha metterla. mezza porta sul lato sinistro del portiere aperta. Ci arriva forse un po' con il corpo non Sì, secondo me perfettamente. la punizione è calciata benissimo, con la forza giusta, tagliata perfettamente, e arriva un po' in ritardo. Forse poteva fare la scelta di andare di testa, però magari l'ha vista sbucare all'ultimo e non è riuscito. C'aveva forse anche troppo addosso, insomma non c'era la possibilità di poter... Non possiamo pretendere che Inglese le azzecchi al 100% Mancherebbe. un pallone e un gol, perché altrimenti sarebbe un giocatore. Assolutamente, stiamo facendo una considerazione. La considerazione è Ci corretta, mancherebbe reputo che nella disamina di quello che ha visto, probabilmente per evitare di andare ad intrappolarsi nel fuorigioco, se fosse stato 40 centimetri avanti, probabilmente avrebbe battezzato quel pallone e avrebbe girato di testa. Lì invece deve stare mezzo metro indietro A galleggiare sulla linea. per evitare di andare in fuorigioco. A quel punto il pallone gli spiove e non può fare diversamente, doveva fare un'altra torsione del corpo per andare a cercare Allora, la palla di testa. 2 episodi ancora, il tiro di Tacchio e poi la munizione a Brosco. Anche in questo caso è un'azione che si sviluppa sulla destra col cross di stop, c'è una deviazione di un difensore del Pescara, poi Di Tacchio colpisce al volo di sinistro, lasciatemi dire la colpisce troppo bene, quindi Plizzari si abbassa insomma in E qui maniera il difensore però è bravo a togliere rapida, il pallone dalla testa dalla dell'Inglese. respinta. La colpisce troppo pulita, tecnicamente perfetta, però in questi casi forse Davide ci vuole un po' di sporcizia nel tiro, se mi passi l'espressione. Sì, anche se è veramente troppo defilato per Poter fare di più. per poter fare di più, secondo me. Anzi, devo dire che, come dici tu, l'ha presa veramente bene e Plizzari ha fatto veramente una gran bella parata. Una bella parata anche perché non mette il pallone a ridosso dei giocatori che sono lì sulla linea dell'area di porta. Peccato la che tirava. Inglese è stato anticipato, però è stata un'altra bella occasione e in quel frangente della partita si percepiva che il Catania, dopo aver superato quella quei 20 fase minuti, difficile, sì. Soprattutto nei calci piazzati, poteva trovare fare il gol. qualcosa di più. L'ultimo episodio prima del clou, di fermarci. La munizione a Brosco, che era l'unico giocatore diffidato del Pescara, è una munizione che arriva a mio avviso tardi, perché Brosco aveva commesso almeno 4 falli prima di questo e qui l'arbitro non può assolutamente esimersi, perché il braccio è largo, portato verso il volto di Di Tacchio, quindi anche questo a termine di regolamento è un giallo ineccepibile. Bene, allora, breve sosta e poi tenetevi perché molto attenti, perché poi faremo vedere un episodio che è quello legato al gol del Pescara. Vediamo, fra pochissimo. Allora, come abbiamo detto, questo è l'episodio cruciale proprio di tutta la nostra moviola nel rivedere la partita. Stamattina ci siamo soffermati e siamo andati a vedere che cosa è successo ieri in occasione del gol del Pescara. Vediamo l'azione intanto nel suo complesso, come si è sviluppata, e poi vi faremo vedere qualcosa che forse non si era visto. Questa è l'azione praticamente con il gol di Merola, che praticamente mette questa scucchiaiata alle spalle di Dini. Qui siamo all'altro episodio visto dalla camera ai 16 metri, ancora una volta il gol dunque del Pescara, e lo vediamo anche da quest'altra angolazione. Adesso vedremo un fotogramma che è quello che dalla sala VAR è stato praticamente diffuso durante la partita. Possiamo tornare di nuovo indietro su quel fotogramma, se ce la facciamo, e magari, eccolo qui, grazie a Fabrizio Rizzo hanno in preso regia, la linea sulla posizione di Merola, sul passaggio, sul primo passaggio. sul primo passaggio. Questo Però è quello fate che... attenzione all'altro giocatore del Pescara. Adesso ci arriviamo, perché noi abbiamo... Tra Merola e chi sta siamo andati a effettuando isolare la verticale. un'altra immagine. Devo dire, abbiamo lavorato parecchio stamattina per andare a beccare questo momento. E allora, questo è il momento in cui parte l'azione e c'è il
tocco oppure no, vediamo un attimo, di un altro Perché giocatore. se l'ha toccata Merola è in fuorigioco, Ecco. se non l'ha toccata Merola è in gioco. E allora cerchiamo di capire, possiamo andare avanti con questa. Con Ma spieghiamolo, questo è il momento in cui... Un attimo, adesso vedremo tutta l'azione e la vedremo da diversi. Eccolo qui, questa è l'azione originale. Se noi andiamo a vedere l'immagine numero 12, la moviola 12, non questa perché questa è sempre la moviola numero 11, se andiamo alla moviola numero 12 cercheremo di capire e analizzare che cosa è successo. Siamo sempre sull'episodio che abbiamo visto prima. Ecco qui, questa è un'immagine ferma. Allora, quel giocatore è squizzato, il giocatore su cui stiamo cercando di capire se c'è deviazione o meno. Ecco, questo è il momento in cui il pallone, adesso però vorrei chiedere a Fabrizio, noi l'abbiamo vista in centralina prima di andare in onda, vorrei vedere proprio quel filmato se è possibile. Se in questo momento non siamo in grado di vederlo, non siamo in grado in questo momento di vederlo. Fra poco lo vediamo. Nel frattempo facciamo qualche messaggio. Facciamo qualche messaggio e cerchiamo di vedere perché non riusciamo a vedere quell'immagine che avevamo visto prima in centralina e sulla quale abbiamo lavorato un po' di suspense. Per tutta la mattina. Per creare un po' di Andiamo suspense. di nuovo altrimenti la vede subito. dalla nostra Il Giulia. nostro telespettatore Luca ci fa una considerazione, scrive: se a noi manca Ierardi, allora manca il capitano e pilastro Brosco, uno dei migliori difensori centrali della Serie C. Mercoledì opterei per un 3-5-2, un miracolo si può fare, il pallone è rotondo per cui anche se abbiamo l'1% di probabilità dobbiamo tentare il tutto per tutti, aggiunge Forza Catania. Alessandro, che percentuali dai Io? al Catania? Sì, onesto. 5%. Quindi anche se abbiamo l'1, tu già eri al 5, abbiamo sollevato l'asticella. Vai Giulia. Vado. Auspico che Mignemi venga coinvolto nel progetto Catania in Serie A. Catania ai catanesi, ci scrivono. Le ultime 2 partite il Catania le ha vinte con fortuna. Vedi Potenza col rigore parato col Giuliano. Non mi ha entusiasmato ieri, ha peccato di presunzione e andare a vincere a Pescara mi sembra pura utopia. Non sono d'accordo. No. Non sono d'accordo sul fatto che il Catania non ha meritato di vincere con Giuliano e Potenza, perché sono state 2 vittorie assolutamente legittime, al di là dell'episodio del rigore. E io non sono convinto che sia utopia pensare di andare a Pescara e andare a vincere, perché altrimenti rimaniamo qua. Non ci portiamo gli zainetti, domani siamo di partenza e partiamo convinti di poter fare una partita da incorniciare. Questa comunque è l'idea. Permettimi Angelo di dire che noi trasmetteremo in diretta, in esclusiva, in chiaro, a partire dalle 19, 4 ore di produzione che impegnerà la nostra struttura con 3 inviati, perché oltre a te verrà anche Marco Carli, ci sarà come sempre Angelo Pandolfo al seguito per realizzare una prepartita di 1 ora da bordo campo dall'Adriatico per raccontare che cosa succede, i momenti immediatamente. Ed Angelo, quello che volevo dire è che non andiamo lì soltanto per fare le belle statuine o per andare a pettinare bambole, partiamo con la convinzione che è qualcosa che va al di là del desiderio, perché se parlassimo di desiderio, tutti quanti qui abbiamo il desiderio. Tu non hai detto la percentuale? La mia percentuale è il 49% di probabilità che il Catania possa ribaltare la partita. Ho visto la squadra di Toscano, ho visto gli sguardi ai giocatori al netto di quello che sono dei siparietti che invece mi hanno allarmato nel momento dei cambi, le reazioni dei giocatori, però poi tutto questo si colma quando si va a Pescara nei confronti di una squadra che lascia giocare il Catania, che probabilmente Baldini ha fatto bene a sottolineare come noi non pensiamo che abbiamo vinto, dobbiamo tornare in campo pensando di aver perso e giocarci la partita. Non è vero niente, Baldini probabilmente farà la stessa partita che ha fatto il Massimino, deve essere bravo il Catania a mettere in campo tutta la volontà di andare a superare questo turno, non avrà a disposizione giocatori importanti come Ierardi, ma comunque in difesa ci sono i sostituti che possono in un certo qual senso supplire a questa assenza. Dall'altro punto di vista non avremo più il dubbio se schierare Sturaro, perché Sturaro è fuori alla partita, quindi giocherà Quaini dal primo minuto. Speriamo che Jimenez torni ad essere determinante come lo è stato in altre partite e forse ci può essere
un piccolo jolly rappresentato da un impiego anche diciamo, per una frazione di gara per Lunetta. Quello sarebbe diciamo, importante. Assolutamente sì, perché secondo me Lunetta è uno di quei calciatori che in questa categoria hanno delle caratteristiche che ce l'hanno molto poche, ha una forza fisica prorompente e se dovesse essere della partita secondo me è un'altra arma a favore del Catania. Sarebbe una disponibilità parziale. Per quello che ne ha. Al netto delle assenze, io reputo, non so se sei d'accordo, ne parlavamo prima fuori onda, più determinante l'assenza del loro capitano. Lì in mezzo alla difesa, prima ci hai fatto proprio una scheda del capitano del Pescara che sarà assente per squalifica. No? Sì, è un calciatore importante. Stiamo parlando di Brosco. È un capitano che comunque in mezzo a un nugolo di ragazzi giovani e talentuosi è uno che fa valere la sua leadership e quindi credo che in partite del genere possa pesare la sua non ci sarà, al suo posto arriva un altro, ne ha parlato ieri Baldini, no? Lancini a sostituirlo, che è un giocatore diverso. Secondo me non è la stessa cosa. Brosco assieme a Pellacani costituiscono una delle coppie più importanti di questo campionato e non sono facilmente, secondo me, sostituibili. Mentre secondo me il Catania, a prescindere dalle assenze di Erardi e di Sturaro, può avere in panchina delle armi importanti da per poter fronteggiare il Pescara. Non parlerei io di percentuali, io mi rifarei a quella che è stata la partita di ieri. La partita di ieri, togliendo chiaramente il risultato, ha detto che il Catania se la può giocare benissimo. Sappiamo che di fronte c'è una squadra che è il Pescara, che nel girone B, che io ho fatto fino a qualche settimana fa, diciamo, è stata per la prima parte sempre in testa al campionato e poi ha avuto una picchiata nella parte centrale, complice tanti infortuni che hanno avuto del campionato. Sì. Però ha fatto un campionato importante, ha dimostrato dei valori importanti, ha calciatori come Merola che obiettivamente in questa categoria c'entrano poco, però secondo me sono vulnerabili. Lo ha dimostrato la partita di ieri e sono convinto che il Catania, a prescindere da quale sarà il minuto, il primo quarto d'ora, il secondo tempo, avrà le occasioni per poterle sfruttare. Chiaramente in queste partite la differenza la fanno gli episodi, è inutile che ci giriamo attorno. Avrà le sue occasioni, se riuscirà a sfruttarle metterà la partita di nuovo sul binario giusto, se no ha poche chance di passare il tempo. Merita gli avversari a quel punto. Allora, l'abbiamo recuperato ancora fra un attimo cerchiamo di trovare la soluzione tecnica, più che altro spieghiamo intanto cosa volevamo far lo facciamo vedere più che altro. Forse, Angelo, anzi, con ogni probabilità vorrei fare una breve sosta. Non ne sono così sicuro. E vediamo un attimino che cosa succede. Ci fermiamo ancora e torniamo subito dopo. Allora, cerchiamo di fare un piccolo miracolo della tecnica e proviamo a vedere questo. Quello che chiediamo al Catania mercoledì. Il miracolo chiaramente lo chiediamo tutti al Catania. Adesso andiamo in regia e cerchiamo di bloccare l'immagine quando arriverà al momento giusto per mostrare, cercare di capire se effettivamente c'è stato questo tocco. Se Squizzato tocca o no il pallone. Allora, questa è l'immagine, diciamo, lontana. Noi ce ne abbiamo una frontale che vedremo, magari è sul primo tocco. Chiedo a Fabrizio Rizzo di tornare di nuovo indietro, perché lì non è qui. Ecco, torniamo indietro, facciamo così, ecco qua. No, la dobbiamo fermare prima ovviamente, perché altrimenti capisco che in regia in questo momento non possono assolutamente intervenire. Eccolo qui un pochettino prima, se ci riusciamo, perché lo spazio. Faccio una cosa, vado io in sala VAR. No, non è un problema di sala VAR, è un problema che non c'è spazio perché quel pallone possa passare tra le gambe del giocatore del Pescara. Cioè, avevamo visto un attimino, vediamo se riusciamo a bloccarlo. È complicato perché
Purtroppo, eccolo qui, no, non è sempre, non riusciamo a farlo. Vabbè, comunque, insomma, abbiamo cercato di capire se ci fosse stato un tocco oppure no. Angelo, in realtà allora, dalle immagini noi non riusciamo... Posso fare una considerazione aggiuntiva? Sì. Prima che l'arbitro convalidasse in maniera definitiva il aspettato gol, 2 sono minuti. passati 2 2 minuti. Allora, io penso che Nasca, che è uno degli arbitri più esperti come VAR di Serie A, sì, Nasca in Serie A Nasca ha avuto le sue retrocessioni da barista sul campo. D'accordo, però l'Inter Verona, Juventus però non è Bologna, l'ultimo arrivato. Non è l'ultimo arrivato. Lo hanno dirottato a fare campionati dall'altra parte d'Europa. Facciamo una riflessione. Sì. In 2 minuti Lo hanno rivisto. ma non questa immagine. Attenzione. Hanno a disposizione delle immagini con una definizione molto più alta di quelle che noi riceviamo ovviamente da chi produce. La sala VAR praticamente è dotata di strumenti che sono più... Allora, parrebbe che da quell'immagine a disposizione della squadra arbitrale il tocco non ci sia stato, il tocco di squizzato non ci sia stato. Stop. Okay? Però ragazzi qui non si riesce a capire perché non è la stiamo rallentando noi al massimo. Squizzato e Di Gennaro, non Anastasia. Anastasia è questo è il momento. No, il momento è prima, guarda Angelo, c'è un momento in cui la palla praticamente tocca il giocatore del Pescara che a un certo punto sembra alzare il piede destro, eccolo qui, e qui ragazzi c'è stato questo tocco o non c'è stato? Questo è il momento in cui... Perché la palla a quel punto sembra che si alzi anche un pochettino, però... In diretta allo stadio a me non è sembrato che l'abbia toccato. Poi, non so, non ero adesso lì. Noi, grazie, devo dire, stanno facendo miracoli dall'altra parte in regia. Davide, tu che sensazione hai avuto? Stiamo riguardando. Allora, parliamo di sensazione dallo stadio secondo me non l'ha toccato. Nessuno c'era. Guardate, questo è il momento in cui la palla... Il VAR è nato appunto per eliminare queste questioni. questi tipi di errori. Però, io non credo che comunque... Guardate, da questa immagine certamente il pallone non può passare attraverso le gambe del giocatore del Pescara. Semmai forse attraverso le gambe del giocatore del Catania, probabilmente. Che è Di Gennaro, non Anastasia. Io diciamo che comunque guardo le sensazioni anche dei calciatori. Non vedo nemmeno nessun calciatore del Catania che si lamenta di un possibile tocco e quindi del fuorigioco. Poi è stato visto e rivisto. Ma invece una curiosità, se possiamo tornare all'inizio dell'azione, volevo chiedere a Davide di questa azione, volevo chiedere a Davide di svelarci quella che insomma è una curiosità che può avere anche un risvolto strettamente tecnico. Un po' prima, se possibile. Beh, magari la rivediamo quando parte di nuovo adesso. Guardate Toscano col braccio destro alzato. Che cosa voleva? Sta chiamando cosa qualcosa ai temeva, suoi. secondo te, Davide? No, guarda, non è impossibile. Non so se poteva prevedere. Cioè, è un'indicazione ai suoi o già insomma presagisce la possibilità che ci sia un fuorigioco? Toscano è stato già ammonito nel momento in cui vedi quell'azione e vedi quel gesto di Toscano. Toscano si era già accorto, e questa è la mia percezione che abbiamo avuto sul campo, che la difesa non fosse pronta? Ma non solo non fosse pronta, che la scelta di togliere Celli aveva in un certo qual senso sbandato l'intera linea difensiva. Si era spostato 20 metri oltre quel punto dell'area tecnica, si era preso già il calcio, si era già preso il cartellino giallo proprio perché cercava di mettere ordine in un'area difensiva dove doveva dire a Guglielmotti, e secondo me lì l'indicazione proprio arriva nei confronti dei due centrali e di Guglielmotti, che doveva in un certo qual senso chiudere su quella corsia e su quella linea. Per quanto mi riguarda, sul campo non ci siamo accorti di questa deviazione, le immagini che vediamo mi fanno ritenere che invece il tocco c'è stato, e se c'è stato il tocco la posizione è comunque perché nella immagine frizzata, ma nell'immagine... la traiettoria del pallone cambia, Alessandro, non solo, il pallone si alza, è un allora, la sensazione... non mi sembra che cambi la traiettoria del pallone in partenza. Davide. E il pallone si alza, no, Anche secondo me non mi sembra allora, che lo possiamo cambi. rivedere l'ultima volta?
Guardate, questo è il momento in cui mi pare difficile che quel pallone non possa essere toccato dal giocatore Alessandro, se è vero quello che del Pescara. è Però stata attenzione, tutto è l'informazione che hai possibile. ricevuto, che Forse si è dalla sala smaterializzato VAR, probabilmente. dalla sala VAR quel pallone passa sotto le gambe del Di tutti e due passa. del difensore. Non è possibile, Alessandro, perché non Ma non da questa immagine. D'accordo, Alessandro, vabbè, da quale immagine? Capirai. ti dico Allora, che Noi abbiamo questo, eccolo là. Ma Guarda, dov'è sto pallone. Io non lo vedo, per me- sinceramente. No, ma non vedo nemmeno che la palla, non cambia direzione. traiettoria. Se possiamo riprendere Purtroppo quest'ultima è così. immagine, È anche vero che non passa questa, sotto le quella gambe, precedente, quella ma abbiamo- non passa sotto il nessuna pallone gamba. non cambia traiettoria. Non passa sotto nessuna gamba. Rivediamolo un attimo. Cambia traiettoria il pallone? Guarda un po'. No, direi proprio di sì. Ma assolutamente. Io direi proprio Come di no? sì. Ma non Alessandro, cambia traiettoria. Continua. Ma dove sono le gambe? Le gambe sono lascia chiuse. perdere le gambe, cambia traiettoria Vabbè, il comunque pallone. insomma non riusciremo a dare una spiegazione e non troveremo la soluzione. Stiamo parlando- Il gol è stato Allora, convalidato. Siamo 2-2. Io e Davide diciamo che non c'è il Benissimo. tocco, voi due sì. Stiamo Ok. parlando di millimetri, ma tutto questo, quando arriveremo poi alle pagelle, non può prescindere dalla scelta di aver operato delle rivoluzioni tattiche alle quali il Catania non ci aveva abituato Dai. nelle precedenti partite. Abbiamo provato in qualche modo proprio, a far vedere in un settore del un'immagine campo. diversa e devo dire grazie davvero ai tecnici che hanno fatto i miracoli, perché a un certo punto questo filmato sembrava essere sparito, però siamo riusciti a riproporlo. Possiamo incominciare a dare uno sguardo alle grafiche, così anche Sì. per avere il quadro dei risultati, il ranking, Allora, i vediamo diffidati, intanto gli squalificati. i risultati di ieri, I nodi li abbiamo li hai visti? No, non li abbiamo visti? No. Li rivediamo. Allora, eccoli qui i risultati. Sono- L'Atalanta ha pareggiato con la Torres. Sì, Esattamente, insomma, sì. forse la Torres ha pareggiato con l'Atalanta. No, però voglio dire, una squadra come l'Atalanta, che non è testa di serie, che poi fa un 7-1 alla Torres. questi che è il casi- suo Angelo girone. Lurna, Lurna non è stata per niente benefica per In il questi Catania. casi si scende in campo, si fa la partita di ritorno. Si fa Allora, la partita di ritorno. Gian Erminio 3-1 con il Monopoli, il Catania ha perso 1-0 con il Pescara, il Crotone 3-1 Ferri Paeselò, risultato importante questo. La Vispesa ha pareggiato con il Rimini 1-1. Questi Prendo la risultati. considerazione che tutte le squadre che non erano teste di serie, l'unica che ha perso è stato il Catania, tutti gli altri comunque Hanno fatto risultato. Hanno fatto risultato. Tutti gli Però altri il Catania aveva di fronte il Pescara, che nessun'altra squadra aveva tutti sul proprio campo. che tu Quindi- avevi profetizzato correttamente, Angelo, lo ricordo, Io ho come detto che non l'avversario volevo- peggiore che il Catania poteva trovare. Esattamente. Io adesso posso dire una cosa che invece verrà smentita, mi auguro Sì. dirò mercoledì sera. Io reputo che oggi il Pescara nella partita di ritorno, se tutto si fosse concluso 0-0 magari era ancora più pregnante la considerazione, ma è la migliore che il Catania può trovare. È una squadra che non è in grado di chiudersi, è una squadra che vuole giocare sempre con fraseggi veloci, è una squadra abituata ad attaccare, il Pescara lo farà sicuramente anche mercoledì sera e io reputo che nelle maglie che lascerà il Pescara, perché è abituato a proporre un tipo di gioco così come quello che l'abbiamo visto fare in tante altre partite che abbiamo vivisezionato nel corso di questo campionato, di questo torneo che Davide conosce molto bene. Non è una squadra abituata a contenere e il Pescara non difenderà l'1-0, giocherà non difenderà l'1-0 che ha conquistato il Massimino, attaccherà dal primo minuto e probabilmente stavolta, come dici correttamente Davide, gli episodi possono girare a favore del Catania. Reputo che Toscano abbia riflettuto parecchio sulla rivoluzione operata nell'arco degli ultimi 10 minuti, di qualcosa sicuramente ne sarà pentito e magari tutta questa energia si trasformerà in energia positiva mercoledì. Ce lo auguriamo, Alessandro, perché non trovo altra medicina se non quella di trasformare gli errori. Felicissimo di essere smentito. Non trovo. Io sarei felice se a fare il gol, come dici tu Alessandro, che ha scommesso 1 milione di euro sul gol di Montalto dato a 57 e quindi magari andremmo a suddividere poi il risultato, sia proprio Montalto a realizzare, perché no, il gol che fa staccare il passaggio del turno al Catania, perché dopo questa fase, abbiamo detto forse la più complicata, più difficile del Catania nell'ottica del doppio confronto in casa e fuori casa, le squadre che ci rimangono ci porterebbero probabilmente ad essere ancora più fiduciosi. Poi il calcio è fatto
anche di un pizzico di fortuna. Gli episodi molto spesso sono quelli che determinano. Anche un pizzico di fortuna. Finora gli episodi hanno girato a favore del Catania, tranne ieri. Spero che la ruota cominci a rigirare in favore del Catania. Allora, Invece facciamo attraverso così. il ranking, Vediamo questa grafica del ranking. vorrei sapere da Davide qual è a suo avviso la squadra che ha più credenziali per vincere i playoff di queste 13 che sono rimaste in Leeds. Guarda, è abbastanza complesso. Diciamo che ogni anno si dice che nel girone C è il girone più competitivo. In realtà poi i playoff dicono altro, perché ieri del girone C faceva parte il Catania, faceva parte il Monopoli che ha preso 3 gol con la Generminio, e a Gorgonzola se ci vanno 500-600 persone già credo che sia un record stagionale. L'unica che ha fatto risultato con pieno merito è stato il Crotone, quindi con questo dico che credo che alla fine negli altri gironi emerga più la qualità, che tante volte può essere determinante per arrivare fino in fondo. Scusate. Credo che comunque anche l'aspetto psicologico, l'aspetto mentale possa avere una valenza nettamente importante, e quindi le squadre che comunque come ieri non erano teste di serie, entrando in questo turno magari si trovano contro delle squadre che psicologicamente stanno bene, che vengono da risultati positivi come lo era il Catania, e quindi può avere anche questa una valenza. Allora, benissimo. Alessandro, andiamo ai diffidati e squalificati. Ci Alessandro, abbiamo poi un quarto d'ora, dobbiamo fare tanto ancora. Fra pochissimo di nuovo insieme. Allora, ricominciamo, torniamo a parlare della partita. Possiamo dare al volo la designazione della squadra arbitrale per mercoledì? Sì, come no, certo. Designato Andrea Ancora della sezione di Roma, un quinto anno della Can C, a 70 gettoni appunto nella Can C, uno dei candidati al salto di categoria alla fine di questa stagione. Il Catania lo ha incrociato quest'anno 2 volte, in casa col Trapani vittoria 2-1 e sconfitta a Cerignola 2-0, caratterizzata dall'espulsione di Frisenna nel primo tempo. Completa la squadra arbitrale con Sicurello e Consonni che sono gli assistenti, il quarto uomo il signor Burlando della sezione di Genova, al VAR c'è Niccolò Baroni della sezione di Firenze, la VAR è Luca De Angeli della sezione di Milano. Dobbiamo accelerare, andiamo subito per chiudere con la partita di ieri sera, le pagelle, partendo dal migliore, così guardiamo rapidamente che cosa è successo secondo Alessandro, quali sono stati. Esatto, andiamo a vedere le pagelle, partiamo dal migliore, che sembra essere stato Francesco Di Tacchio con voto 7. Dominante fin quando divide i compiti con Quaini, il cui lavoro di rottura gli consente di aprire il gioco con scelte consone alle esigenze della manovra. Ci prova di testa sul finire del primo tempo, in buona elevazione, ma non c'entra la porta. L'uscita di Quaini scompagina il piano tattico, facendogli perdere metri e misura nei passaggi. Lucido nella gestione della diffida, firma l'unico vero squillo della ripresa con la botta al volo di sinistro intercettata da Pizzari. Vediamo anche il campetto e partiamo dall'allenatore toscano con voto 4,5, quindi insufficiente. 6 per Dini, invece una sfilza di 6,5, 6,5 per Ierardi, Di Gennaro e Celli, 6,5 anche per Raimo e 5,5 per Guglielmotti che prende il suo posto, 6,5 ancora per Quaini, 5 per Sturaro che lo sostituisce, 7 per Di Tacchio, 5 Anastasio, 5,5 Jimenez, 6 Dal Monte che prende il suo posto, 6 Stoppa e 6 anche per Inglese. Allora, Pagelle, cosa possiamo dire in un minuto, per non chiedo niente a Davide, ovviamente, né però tanto meno a me. Neanche ad Alessandro. Il 5 di Anastasio è maturato sicuramente nell'ottica della partita del gol subito, ma se abbiamo dato 4,5 a Toscano non possiamo dare 5 ad Anastasio, perché Anastasio nell'arco di pochi minuti è stato chiamato
a dover operare in un altro sistema di gioco, con altri compagni di gioco, e probabilmente lì l'insufficienza di Anastasio fa il paio con l'insufficienza di Toscano. Posso fare solo una considerazione? Sì. Tu, Toscano, a un certo punto decidi ti vuoi giocare il secondo attaccante perché sei in casa e devi vincerne almeno uno. Va benissimo. Puoi farlo entrare al posto di Stoppa anziché di De Paoli. È ragionamento logico che probabilmente ci aspettavamo in campo. Certo, il cambio con Celli è un cambio, non solo che è un cambio, altera gli equilibri, proprio le certezze della fase difensiva. Torniamo a quel 5 di Anastasio che mi ha dato lo spunto per dare un assist di ragionamento. Quel 5 di Anastasio non ci sta tutto se lo metti nell'ottica del 4,5 di Toscano, perché il 5 di Anastasio dipende tanto dal Però 4. Anastasio di ruolo è un difensore, voglio dire, la lettura è anche individuale. Anastasio Non è che fare il quinto o il quarto Anastasio non lo sa fare, lo ha è un fatto per difensore. gran parte della sua carriera. Ricordiamo quindi che non credo sia ha giocato 3 partite, le ha giocate tutte e 3 con standard molto alti di rendimento, e allora ho capito, stiamo esaminando la partita di ieri. Va bene, insomma, non vi trovate d'accordo? D'accordo col Benissimo. 5 di Anastasio. Benissimo, d'accordo. Ok. Adesso cerchiamo di concentrarci sulla prossima partita. Sì. Partiamo da che cosa? Da quella che è la situazione disciplinare delle due squadre. Andiamo a vedere appunto la lista degli squalificati, che sono per il Catania Ierardi e Sturaro, per il Pescara Brosco. I diffidati del Catania restano Dal Monte, Quaini, Di Tacchio, Anastasio, Celli e anche mister Toscano, e quindi nell'eventualità in cui il Catania riuscisse a superare questo turno, insomma, la lista dei diffidati rimane ben piena. Questo, Alessandro, in un certo qual senso toglie un pizzico di zavorra alle decisioni di Toscano. Non gli importerà più chi è diffidato, metterà in campo e lo terrà in campo nell'ottica dei 90 e più minuti della partita che è chiamato ad affrontare, proprio perché non c'è più la possibilità di fare subentrare o rientrare, ammesso che giochino tutti i diffidati e tutti quanti vengano poi ammoniti. Nell'ottica del risultato finale è un prezzo che bisogna rischiare di dover pagare. Assolutamente. Andiamo a vedere, il Catania si qualifica a sé. Il Catania si qualifica se. L'abbiamo detto tante volte, ma lo vediamo, così lo vediamo in grafica, compendiato nella grafica, per avere, diciamo, tutti un vademecum della partita di mercoledì. A Pescara il Catania si qualifica a sé, vince con almeno 2 gol di scarto, 2-0, 3-1, 4-2, eccetera eccetera. Andiamo invece alla scheda del Pescara per aggiornare i numeri. Abbiamo già visto, adesso però la aggiorniamo e anche vediamo il focus sul rendimento interno. Sì, in campionato il Pescara ha disputato 38 partite ottenendo 19 vittorie, 10 pareggi e solo 9 sconfitte, con 55 gol segnati e 35 subiti. Passando ai playoff, la squadra ha superato la Pianese con un 2-1 e poi ha vinto anche in trasferta contro il Catania per 1-0. Guardiamo anche il rendimento in casa, che su 19 partite giocate allo Stadio Adriatico ha vinto 8 volte, pareggiando 7 e perso 4 volte, con 27 gol fatti e 16 subiti. Fuori casa il Pescara è riuscito comunque a dire la sua, con 11 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, mettendo a segno 28. Giulia, ma questo ci serve ormai poco. Pensare cosa abbia fatto nel rendimento esterno il Pescara, ci interessa probabilmente di più, Davide. Il rendimento interno. Il rendimento interno. 4 sconfitte, tutte con un gol di scarto. C'è sempre la prima volta, però, Alessandro. Stiamo solo analizzando Sì. il percorso del Pescara in questa stagione. Allora, cosa abbiamo da vedere ancora? E infine uno sguardo ai marcatori, se vogliamo vederli. Eccoli qua, sì. Merola, che è il capocannoniere, con 11 gol, seguito da Ferraris con 10 e Bentivegna con 7. Ma anche D'Agasso, Brosco e Pierozzi hanno dato il loro contributo con 4 reti ciascuno. Se torniamo sul campetto delle pagelle, cerchiamo di immaginare La prossima con formazione, quale così dopo do la formazione. linea ai cugini, Sì. perché oggi li abbiamo trascurati tantissimo con e quale devo chiedere scusa anche a loro. formazione il Catania potrebbe scendere in campo a Pescara. Non ci sarà Ierardi. Allora, partiamo proprio da Ierardi. Allora, le alternative sono 3: Del Fabbro, Quaini, oppure un'ipotesi che, diciamo, sta prendendo corpo con il passare delle ore, Raimo braccetto di destra, Guglielmotti esterno a destra
nella linea 4. Non mi piace. Ok. Non mi piace. Vabbè, questa è un'ipotesi, Per il resto credo che non toccherà nulla Toscano, cioè la formazione che avete visto sul campetto sarà quella che scenderà in campo anche allo stadio Adriatico, quindi Quaini e Di Tacchio riproposti in mezzo al campo, Anastasia a sinistra, Stoppa Jimenez inglese. Poi abbiamo sempre le Partita opzioni in Dal corsa. Monte, Lunetta eventualmente e poi Montalto. Benissimo, grazie. Allora per adesso ci fermiamo qui un attimo, vorrei andare dai cugini così abbiamo da leggere, da darci un paio di quotidiani. Ci sono 2 quotidiani ancora, ragazzi? Sì, saremo rapidi e Velocemente perché poi vorremmo Lo tornare di nuovo che allo c'è anche studio. Allegretto eventualmente. Vabbè, E comunque. Mancino. E Mancino. Beh, mettiamoci lì assieme. Vabbè. Ma cominciamo col Fortino Today, che titola Ciccio? Ficimo Mani che quattara, ora serve in impresa a Pescara. Aggiungo 2 gol di scatto per continuare a saltare in atto. Chiudiamo con questo giornale con l'editoriale del direttore Lattuca. Ci ha tagliati da Biarici l'acqua ossigenata dando shampoo di stop. In effetti. Effettivamente, più sta più giallo Esatto. diventa. L'osservatore paesano invece Ciccio titola? Ora per passare il turno serve un miracolo, ma bisogna avere fede e credere in inglese. L'editoriale invece Padre Tramarino al volo, Marco? Per arrivare in Serie B serve un miracolo dentro, ma soprattutto fuori dal campo, moltiplicando soldi, competenze e a mio avviso anche corruzione. Vabbè, ci sta, in Lega ci sta, può essere, è una cosa che ci può Ragazzi, pensare. ragazzi. Top 10, top 3, 3, appena 3 ragazzi. Erano già tre. Allora facciamone 2. Ok, dalla pagina Catania FC abbiamo una delegazione del Catania Woman e praticamente In crociera. sì. Sotto questa bella immagine. E sotto questa bella immagine Manuel Greco ci scrive che ci fa Montalto in crociera. Non lo sappiamo, era lì al secondo posto, sempre alla pagina Catania FC, c'è la presentazione della gara playoff con questo scudiero sopra l'elefante, Roberto Nardoni dice ma è uno stumma quello. Un po' seccato, un po' così dietro. Sbagliato. Al primo posto? Al primo posto la pagina dei cugini che noi non conosciamo, durante il posto il risultato finale dove diciamo appunto che ci vuole un'impresa per vincere con 2 gol di scatto a Pescara. Giovanna Mangiagli scrive sì, ci vuole l'impresa Morosoli, per chi pacchianare ci budissi sulla funivia. Esatto. Va bene ragazzi, allora ci fermiamo qui con voi, grazie. Fra poco vi saluto però, torno di nuovo da Davide per chiudere. Abbiamo un minuto, che cosa c'è pronto per te in cantiere? Perché chiaramente bisogna pensare anche alla prossima stagione. Speriamo di avere delle nuove sfide che ci attendono presto, ecco. Niente di che, quello che so fare. Quello che sai. Qualcosa vicino a casa tua, qualcosa lontano da casa? Angelo non ti risponderà mai. Però, Sai come in sono gli generale, allenatori? così, Quando è così. vedi a distanza? L'Italia Quello che torna arriva. tutta. Vabbbe, d'accordo, grazie a Davide. Allora siamo in chiusura, vado da la nostra Giulia. Ci vuole leggere un messaggio per chiudere? Sì, ne leggo 2, ma Sì. sono brevi. Allora qualcuno invita, cioè Gaetano in questo caso, invita Vagliasindi ad andare da un buon oculista perché scrive che il tocco c'è stato, quindi vabbè, è dai. palesemente fuori gioco. Vabbè, Poi concludo con siamo questo 2. messaggio positivo, visto Anche che... Davide mi farà compagnia. visto che non letti poco. Giovedì a Cornell parleremo dello 0-2 del Catania. Bye bye Baldini, a pescare il nostro pubblico se lo sognano. Io ci credo. Noi saremo felicissimi di parlare noi di siamo questo, qui. faremo veramente una puntata anche più lunga. Sono disposto anche a stare con Patane qui in studio D'accordo. ancora E allora? qualche minuto in più. Guarda che se le dici le cose poi le fai. E poi le manteniamo, non ti preoccupare. Allora, devo ringraziare Giulia, grazie Giulia. No, grazie a tutti voi, un buon proseguimento di serata a tutti. Grazie ai cugini. Buonasera a tutti. Abbiamo segnato l'impegno. Anche perché 10 minuti li vogliamo noi. Benissimo, perfetto. Li togliamo a Grazie. Patanè. Grazie a Davide Mignemi che è stato con noi questa sera. Grazie a voi. Grazie a Alessandro Vagliasindi. Buonasera. Grazie Non partiamo. Patanè, parti Non domani pomeriggio. Partiamo, ma non partiamo sconfitti, partiamo consapevoli che sarà una battaglia complicata, sarà un'impresa difficile anche per noi che andiamo ad operare per 4 ore di diretta che i telespettatori Offriremo in Esatto, chiaro, i telespettatori, gratuita esatto, assolutamente dalle 19 in poi. potranno vedere e se non partiamo fiduciosi tanto vale restare qui. Invece la nostra squadra è una squadra vincente, vogliamo portare vittorie, ci speriamo fino all'ultimo istante, fino a quando l'arbitro non fischia e spero che
i 2 milioni ed oltre spettatori che hanno visto il reel della mia esultanza al momento della parata del gol di 7 giorni addietro. Parata di Dini. La parata di Dini e poi c'è anche il gol di Roberto Inglese, siano lì pronti a cliccare e io sono pronto a farmi postare un'altra volta. Grazie ad Angelo Patanè, l'appuntamento alle 19 di mercoledì, quindi mercoledì sera saremo qui con Diretta Stadio, torniamo con Corner giovedì e poi noi ci auguriamo che venerdì ci possa essere anche preview con Marco Carli. Grazie, per adesso ci fermiamo qui, adesso c'è la differita integrale di Catania-Pescara con il commento di Marco Carli che potrete seguire chiaramente da qui alla fine del match. Grazie a tutti, l'augurio a tutti di una buona nottata.